Amici di Sesta Rete, ben ritrovati e benvenuti nel nuovo numero di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito la rassegna dedicata al calcio dilettantistico, appuntamento in onda in diretta su Sesta Rete la domenica a partire dalle 19:15, replica alle 23:15 e poi anche domani mattina a partire dalle 10:15. E da questo numero due nuove televisioni praticamente seguiranno Penalty da vicino. Parliamo di TRA di Aciriale per quanto riguarda i paesi pedemontani e la zona Cese, e anche Prima TV, la televisione di Giarre, che seguirà buona parte, è seguita buona parte della zona ionica sino a Messina. In poche parole il marchio di Penalty si allarga sempre di più. Diamo il benvenuto alla nostra penaltina. Buonasera a tutti. Come stai? Domenica. Abbastanza bene. Innamorata? Sì, della vita. Della vita e dell'amore. E dell'amore. A questo punto invece andiamo subito a presentare i primi due ospiti della nostra puntata. Abbiamo Luca Di Gregorio dello Sporting Battiati. Grazie per aver accettato il nostro invito, Luca. Grazie a voi. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene, tutto a posto. E abbiamo anche Carmelo Puglisi, un giornalista proprio di Prima TV, che da oggi seguirà da vicino anche il nostro programma Penalty. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Ciao Carmelo. E poi naturalmente non poteva mancare colui che è anima portante della nostra trasmissione, oltre naturalmente a tutta la parte rimanente della nostra redazione, Gianluca Barbagallo, in postazione internet. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, cosa hai seguito oggi? Il solito Atletico? Come è andata? 0-0 con l'Aula. Ah, bene, un pareggio che serviva però. Campo infame. Beh, d'altra parte il tempoaccio in questo periodo insomma è stato predominante in buona parte dei campi della provincia catanese. Ricordiamo subito i riferimenti per mettersi in contatto diretto con Penalty. Allora, lo potete fare attraverso la nostra mail, penaltysesterete@libero.it, o attraverso la pagina Facebook Programma Penalty, lì potrete direttamente interagire con noi. Addirittura possono anche fare delle domande, no? Sì, ma anche con la mail possiamo fare domande. Beh certo, insomma due modi per raggiungere Penalty. Sì, esatto. Benissimo, allora una battuta veloce con i nostri due ospiti e poi daremo subito la linea e la parola in questo caso alla nostra Lorena per il campionato di interregionale. Com'è andata ieri la partita? Parliamo con Luca Di Gregorio. Sì, un buon pareggio a Messina. Campionato di promozione. Promozione col Mancuso, abbiamo pareggiato alla fine, quindi alla fine è arrivato un punto, stavamo perdendo. Quindi Un Battiati meglio. che sembra riprendersi pian pianino. Sì, ci stiamo riprendendo, c'è stato il cambio di allenatore, c'è ora un po' più di serenità e abbiamo fatto 4 punti in 2 partite. Bene, sono contento. Invece con Carmelo Puglisi, giornalista di Prima TV, lui tra l'altro giornalista sportivo a tutti gli effetti, segue molto da vicino il campionato di promozione ed il campionato di prima categoria. So che hai visto parecchie partite in questo weekend, anche se qualcuno non si è giocata. Beh, è stato un fine settimana molto intenso, adesso i campionati dall'eccellenza fino alla seconda si fanno particolarmente interessanti, perché adesso i punti cominciano a pesare I risultati un po' insomma sono a sorpresa. I risultati non sono mancati in questo fine settimana, adesso lo vedremo, sì, ma non mancheranno secondo me neanche nelle prossime settimane di qui fino alla fine del campionato, i risultati a sorpresa, anche perché poi Ettore la costante dai 2 gironi di eccellenza fino alla seconda è il grandissimo equilibrio che c'è un po' in tutti i gironi, se facciamo eccezione ad esempio del vuoto che hanno creato le prime 2 nel girone nel di campionato di eccellenza e magari qualche altro esempio. Mi viene in mente il Milo nel girone G di seconda, ma poi c'è grandissimo equilibrio un po' dappertutto, quindi i campionati sono veramente molto interessanti da Hai seguire. già anticipato quali saranno i temi della puntata di oggi e a questo punto diamo parola alla nostra Lorena, perché finalmente ci darà i primi risultati, ancora tra qualche istante magari, perché la schermata non è pronta, ancora qualche istante. La battuta la voglio fare con Luca Di Gregorio, che insomma è un profondo conoscitore del campionato di eccellenza,
eccellenza del campionato di interregionale, insomma è stato un artista che ha insomma calcato questi campi importanti. Adesso che stai giocando, siamo a fine carriera, nel campionato di promozione, quanto è cambiato questo campionato importante dell'eccellenza dell'interregionale rispetto a qualche anno fa? Ma sono cambiato soprattutto a livello tecnico, tu ne sai qualcosa pure tu che hai allenato in queste categorie, si è abbassato molto il livello tecnico anche con l'obbligo dei ragazzi degli juniores. Ora quest'anno da noi sono 3, rispetto invece a tutta l'Italia che sono 2 credo. Quindi si è abbassato e poi a parte il discorso tecnico il fattore economico, ecco, non era così 10 anni fa, c'è una crisi totale. Tra l'altro un interregionale quest'anno dove ci sono parecchie società importanti che hanno un vecchio blasone. Sì, come oggi leggevo appunto la vittoria del Messina, il Cosenza, la Cireale stesso, ecco, ci sono però ecco, vedo che hanno sempre difficoltà, infatti in testa c'è la sorpresa Interreggio. Benissimo, allora siamo pronti a questo punto con i risultati. Lorena ci racconta a questo punto i risultati del campionato di Serie D, Girone I, dove appunto il nostro Luca Di Gregorio ci ha già anticipato un'altra ennesima vittoria dell'Interreggio che è in questo momento leader di questa classifica. A te Lorena. A Sant'Antonio Abate e Adrano 2-2. A Messina batte Acri 4-1. A Campagna, Battipagliese, Cittanova 3-1. A Rosarno, Nuova Cosenza, Nissa 1-0. A Marsala, Noto 0-0. A Licata, Nubla San Felice 1-1. A Palazzolo, Acreide, Palazzolo Sambiase 5-0. A Reggio Calabria, Interreggio, Serre Alburni 4-1. E ad Acireale, Valle Grecanica 1-0. Abbiamo già anticipato giustamente la posizione dell'Interreggio che è al primo posto, allora a questo punto mi sembra giusto leggere questa classifica dove questo Palazzolo di Palazzolo Acreide insomma sta risalendo pian pianino la china. A te Lorena. Prima in classifica troviamo Interreggio con 35 punti, segue Palazzolo 31 punti, Acri e Marsala 30, Nuova Cosenza 28 punti, Nubla San Felice e Battipagliese 27, Serri Alburni e Adrano 26 punti, Noto, Licata e Messina 24, Sant'Antonio Abate 22 punti, Acireale 20, Cittanova 19 punti, Valle Grecanica 18, Sambiase 16 e troviamo ultima in classifica Nissa con 13 punti. Ricordiamo che Messina ha 7 punti di penalizzazione e Acireale e Battipagliese una partita in meno. Allora, Interreggio in testa, Luca Di Gregorio ci aveva anticipato che insomma l'Interreggio è indubbiamente una buona ed ottima società che probabilmente aspira a questo punto al calcio che conta. Sì, ormai credo che non si può più nascondere, a 35 punti dovrà, fino alla fine lotterà, anche se io penso che Cosenza e Battipagliese non molleranno fino alla fine. E il Marsala secondo me è la sorpresa delle squadre siciliane, secondo me. Però se lo giocheranno secondo me le 2 calabresi e la Battipagliese. Mentre invece con Gianluca Barbagallo voglio sottolineare che la vittoria della Cireale di oggi ha permesso alla squadra cese di risollevarsi in classifica, probabilmente ossigeno puro, dico sì, bene, no? È uno di quei 3 risultati della giornata che io voglio sottolineare, appunto la vittoria della Cireale che veniva da un lungo periodo invece di crisi, diciamo, dal punto di vista dei risultati. Il nostro derby siciliano, quello tra Marsala e Noto, che è finito 0-0 con un buon punto da parte del Noto, è una frenata comunque del Marsala che probabilmente sperava nei 3 punti, e soprattutto mi piace sottolineare la vittoria del Messina che ha fermato l'Acri con un rotondo 4-1, Messina che senza i 7 punti di penalizzazione sarebbe stato secondo in classifica. E quindi sarebbe stato assolutamente in un'altra corsa. Stagione, un altro campionato. Invece questi 7 punti pesano? Pesano perché sono arrivati per nefandezze societarie, chiamiamole così, non per diciamo, problemi di natura tecnica, cioè l'organico c'è, è buono e quantomeno avrebbe potuto giocarsi il campionato sino alla fine. Invece da qui alla fine sarà la mina vagante di questo girone, perché comunque riesce a potrebbe sperare riesce comunque, a fermare le big del campionato con questi sperare ancora risultati. nei playoff, no?
Sì, ma sai benissimo che i playoff sono insomma un palliativo. Effettivamente non servono permettono l'ammissione diretto, ma insomma di graduatoria. Invece la Nizza del neomister Bianchetti, dopo il buon risultato di domenica scorsa, perde a Cosenza, anche se comunque Cosenza è un campo difficile, però non riesce a fare il risultato fuori casa, quindi per la Nizza mi sa che diventa un calvario questo girone di ritorno. Invece il prossimo turno prevede un bel derby tutto siciliano tra Palazzolo e Acireale. Ah, bene, allora a questo punto sarà veramente interessante seguire la prossima partita, perché così possiamo capire. Nel frattempo diamo anche lettura completa delle partite della settimana prossima: Sambiese contro Messina, Cittanova Drano, Nissa Battipagliese, Valle Grecanica Interreggio, Acri contro Licata, Noto Cosenza, Acireale Palazzolo, Nuvla San Felice contro Sant'Antonio Abate ed infine Serre Alburni contro il Marsala. Carmelo, e allora a questo punto bisogna dire che la prossima partita della Ciriale è molto importante, però è anche vero che il Palazzolo con la vittoria di oggi raggiunge la seconda posizione, quindi spera nel grande rientro per il vertice. Non è molto importante, Ettore, è fondamentale per la Cireale, perché se riuscisse a vincere domenica, a dare continuità, a sfruttare il doppio turno casalingo, allora sì che potrebbe anche pensare addirittura di porsi in ottica anche di evitare i play-out, quando fino a poche ore fa la formazione di Gardano doveva pensare soprattutto ad evitare la retrocessione diretta. Quindi la sfida Può partire un nuovo campionato, quindi allora può partire, secondo me, da questa vittoria di questa per domenica. la Cireale, qualora battesse il Palazzolo domenica prossima, gara difficilissima, inutile dirlo, potrebbe iniziare un Però nuovo giochi in campionato. casa, attenzione. E deve sfruttare il doppio turno casalingo. Invece io volevo sottolineare due cose. Diciamo che Gianluca prima mi ha letto nel pensiero, perché il Messina, a Messina si parla tanto ad esempio di crisi dell'ACR, ma in realtà dobbiamo sempre ricordare che l'ACR con quei 6 punti sarebbe in piena zona, 7 punti, con quei 7 punti sarebbe in piena zona playoff. Io invece, Ettore, volevo sottolineare due cose di questi risultati odierni della Serie D. Intanto il buon punto conquistato dal Ladrano a Sant'Antonio Abate, perché i campi campani sono sempre difficili. E come? Anche se diciamo che quest'anno, Ettore, quando parliamo di Adrano è un po' una sagra dei rimpianti, perché per come era partita la formazione di Pippo Strano le premesse erano tutt'altre e per un po' abbiamo sognato di avere tutti la seconda squadra etnea. però e questo insomma Luca Di Gregorio me lo può confermare, l'organico dell'Adrano è un organico che comunque insomma se la gioca di domenica in domenica. Sì, infatti non credo che erano partiti per vincere il campionato. infatti. Secondo me stanno facendo un campionato straordinario con i ragazzi che Mister Strano ha messo su quest'estate. Secondo me... Però sai Luca, hanno preso Arcidiacono, io ho avuto l'impressione che la famiglia Salvacci ci avesse Una creduto volta per che un- sei Però te la giochi fino alla fine. poi ti fa capire che sostanzialmente sì, non sì, ambivano Te la giochi fino alla fine, ma È stato un puoi provare a fare Ragazzi, playoff. non dimentichiamo una cosa importante, che poi dopo, alla fine, dopo questo campionato interregionale, c'è un campionato di Serie C dove comunque bisogna avere un budget assolutamente diverso rispetto al campionato Sì, sì. normale di interregionale. Quindi molte società poi arrivano a un punto, secondo me, che fanno insomma 4 conti in cassa, perché poi dopo andare ad affrontare un campionato di Serie C con grosse difficoltà rischia, e poi insomma la società in genere, il gruppo può anche perdere la È forza, il tutto nome. vero, Ettore, però una piazza come Adrano secondo me poteva essere il momento per il salto di qualità. Il campionato è lungo. Il campionato per è lungo. E poi volevo anche sottolineare un'altra cosa. Il primo posto dell'Interreggio mi stupisce fino a un certo punto, perché io conosco l'allenatore Gaetano Di Maria, è un allenatore preparatissimo e straordinario, L'esperienza che ha fatto benissimo a per il Giarre, ad campionato Adrano, interregionale, nella sua sì. Messina, quindi, e poi sotto l'aspetto tattico è di una preparazione che è sopra la media, quindi anche a disposizione un buon organico, è un primo posto che mi stupisce fino a un certo punto. Va bene, ok, abbiamo fatto quindi il quadro completo del campionato interregionale del girone I, vedo che comunque i nostri ospiti sono preparatissimi, complimenti. Noi ci fermiamo, c'è la prima sosta pubblicitaria, ci vedremo tra poco e parleremo del campionato di eccellenza, tra poco.
Eccoci rientrati in studio, vi voglio ricordare che la trasmissione Penalty va in onda anche su TRA nel pomeriggio dopo le 16 il lunedì, così come il lunedì andiamo in onda anche su Prima TV però intorno alle 14:30, oltre naturalmente su Sesterete in diretta la domenica a partire dalle 19:15. È il momento di parlare del campionato di eccellenza. Lorena è pronta per leggerci i risultati e poi subito la classifica del girone A. Sì. A San Giovanni Gemini, Acragas 1-2. A Terrasini, Città di Terrasini, Alcamo 0-2. A Monreale, Città di Monreale, Camarat 2-0. A Ribera batte Mazzara per 1-0. A Castellammare del Golfo, Castellammare Palermitana 2-1. A Castelvetrano, Folgore, Riviera Marmi 0-1. A Palermo, Parmoval e San Cataldese 1-0 e a Casteltermini, Atletico Campofranco, Valderice 4-2. Bene, c'è stata qualche sorpresa in questo girone. Il Ribera continua a vincere, però l'Alcamo è lì, pronto a raccogliere l'eventuale passo falso della squadra riberese. Classifica di questa settimana. Ribera, primo in classifica con 38 punti, segue Alcamo con 36 punti. Camarat 35, Acragas 33, Atletico Campofranco 31 punti, Riviera Marmi 27, Audace 26, Mazzara 24, San Cataldese 23 punti, San Giovanni Gemini 22, Valderice 21 punti, Parmoval e Castellammare 20 punti, Folgore 13, Città di Terrasini 10 punti, ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Ricordiamo Mazzara e Parmoval una partita in meno. Diciamo pure che la sorpresa più importante della settimana è effettivamente la sconfitta del Camarat per 2-0 a Monreale. Se non sbaglio dobbiamo avere già pronta la schermata riguardante il turno successivo, quello della settimana prossima. Se è pronta, eccola qua. Ci sarà la partita tra Palermitana e Campofranco, Mazzara Audace, Riviera Marmi contro Castellammare, Acragas contro Folgore e Selinunte, Città di Terrasini contro Parmoval, San Cataldese Ribera e Camarat San Giovanni Gemini e per chiudere Alcamo Valderice. Gianluca Barbagallo, so che segui in modo particolare il girone B, però il girone A è interessante perché ormai è il terzetto, È quello che ci fa più impensierire. Ma io lo allargherei sino all'Acragas sostanzialmente. No? Quindi... Inserisci anche l'Acragas allora. Sì, perché comunque oggi ha preso 3 punti importanti su un campo caldo, che Gianluca conosci, San Giovanni Gemini è un campo abbastanza caldo. Ed è il risultato che sicuramente è da attenzionare di più. Come il momento del Monreale, che dopo aver fermato l'Acragas a domicilio ha fermato anche il Camarat, quindi questa squadra insomma è diventata un po'... L'ha pure sconfitta. Come ha sconfitto l'Acragas, sì, ha fermato nel senso che ha fatto 6 punti contro le big del campionato, una squadra che comunque è uscita rinforzata dal mercato di dicembre, quindi è attardata ma oramai non ha più la possibilità. Hai anticipato il fatto che Gianluca mi ha anticipato il fatto che effettivamente il nostro ospite Luca Di Gregorio quel girone di eccellenza lo conosce bene, no? Sì, perché un anno hanno mischiato il girone A e B, c'erano sia le squadre agrigentine che noi catanesi, quando io giocavo con l'Atletico Catania. Quindi è un girone duro, abbastanza duro, è tecnico, soprattutto nelle prime 2-3 della classifica. Io credo che il Ribera col Camarat, come dice Gianluca, fino all'Acragas queste squadre si giocheranno. Io credo che il Ribera anche come società è molto pronta per il salto in interregionale. Sì, credo che è una società solida. Forse l'Alcamo ha più esperienza del Ribera però, Sì, questo sì, ha fatto già questi campionati anche in Serie D, è stato qualche anno in Serie D. Ma il Ribera ha preso giocatori di categoria superiore, quindi secondo me alla fine il traguardo lo può centrare benissimo. A me dispiace solo per il mio amico Pidatella, infatti ha un'ottima squadra. Cosa ne pensi? Purtroppo non era partito così, avevo visto il mister quest'estate, prima che iniziavo, gli ho augurato in bocca al lupo. Purtroppo sta perdendo molti punti per strada, oggi pure ha perso. Quindi e quando si perdono punti in eccellenza poi nella parte finale insomma è difficile poi rientrare. La sconfitta di oggi vale
dal punto di vista della classifica vale doppio, perché perdere contro una diretta concorrente come la Parma non ha fatto altro che risucchiare la San Cataldese in quella zona play-out che adesso è solo a 2 punti. Quindi è una sconfitta pesante, non preventivata, e che comunque apre altri scenari adesso, no? Mentre invece adesso è di un'altra situazione il prossimo girone che andiamo subito a raccontarvi. Parliamo del girone B, quello che insomma ci riguarda più da vicino perché abbraccia molte squadre della zona catanese nonché della zona siracusana e quasi a ridosso del messinese, e Lorena ci racconta subito questo girone B con i risultati e naturalmente anche la classifica. Lorena. A Lentini, Leonzio Acicatena 1-2. A Trecastagni batte Comiso 1-0. A Ragusa Enna 9-0. A Messina, Città di Messina, Mister Bianco 0-0. A Caltagirone, Aquila Caltagirone, Modica 0-2. A Vittoria, Città di Vittoria, Orlandina 3-1. A Catania, Atletico Catania, Real Avola 0-0 e a Piraino, Due Torri, Taormina 2-1. Passo falso del Città di Messina, ma ancora in vetta. La classifica, Lorena. Prima in classifica Città di Messina con 47 punti, segue Ragusa 45, Città di Vittoria 32 punti, Real Avola e Due Torri 30, Orlandina, Mister Bianco e Aci Catena 25 punti. Taormina 21, Comiso Trecastagni 19, Modica 17 punti, Atletico Catania 15, Aquila Caltagirone 14 punti, Leonzio 6, ultima in classifica Enna con 1 punto. Ricordiamo Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione ed Enna 6 punti di penalizzazione. E diamo subito lettura anche del prossimo tabellino della prossima giornata. Ci sarà l'incontro tra Aci Catena, Aquila Caltagirone, Enna contro l'Atletico Catania, Orlandina Città di Messina, Modica contro Città di Vittoria, Trecastagni Due Torri, Real Avola Leonzio, Comiso Mister Bianco ed infine chiuderà Taormina Ragusa. Prima di parlare con Gianluca Barbagallo, che è stato colui che insomma ha visto da vicino l'incontro tra Atletico Catania ed Avola, volevo fare una domanda al nostro Carmelo Puglisi, che segue anche il campionato di eccellenza, e questo duello fra Ragusa e Messina è un duello che ormai insomma ha segnato questo girone. Beh, oggi c'è stato il colpo di scena, perché qualche avvisaglia sul fatto che il Città di Messina potesse perdere qualcosa si era avuta la settimana scorsa quando batté il Comiso solamente nel recupero. Oggi il pareggio del Celeste con il Mister Bianco è veramente una sorpresa. Beh, ogni tanto bisogna anche fare il fiato, sì, insomma, però tirare il fiato, no? Però non era questa la partita in cui molti si aspettavano che il Città di Messina potesse interrompere il filotto. Succede, tra l'altro questo risultato ci consente anche, Ettore, di fare una riflessione, perché il Mister Bianco di Mister Battiato si sta un po' imponendo forse come la formazione fra le catanesi, quella più che sta facendo secondo me il campionato migliore. Tra le sorprese, io devo essere sincero, sul Mister Bianco quest'anno non avrei scommesso un euro. A me, queste operazioni di titoli che vengono comprati, non è sì, che c'è un po' di confusione. E tra l'altro quella era una società che arrivava da diverse retrocessioni, invece smentendo tutti i pronostici si sono messi a lavorare, hanno costruito una buona squadra e stanno facendo, e il risultato di oggi secondo me è la ciliegina su un campionato importante che siamo contenti per Mister Battiato. Gianluca, dice allora, bene Carmelo, questo perché il Mister Bianco è la vera sorpresa di questo campionato, ma non è ancora in zona playoff, però cioè io credo però che dobbiamo vedere da dove sono partiti. Sì, c'è una società che ha collezionato credo 3 retrocessioni consecutive, che prende il titolo del Città di Ecireale, il titolo di una neopromossa, riparte da zero. Io onestamente mi sarei aspettato questo l'avevo vista quest'estate in Coppa Italia Sì? e non mi aveva fatto una grande impressione. E devo dire che sicuramente rispetto alle altre catanesi, perché qua il problema è analizzare questo girone partendo però dal punto di vista che ci sono le squadre catanesi che sono in grandi difficoltà economiche, cioè sono sulle ginocchia. Tutte. Non c'è una società, e qui Luca mi può
mi può convenire. Il mister bianco, probabilmente tra le tutte, è quella che ha dato qualcosa di serenità in più ai propri giocatori. E per quindi cui i risultati non ha fatto arrivano. grandi stravolgimenti nell'apertura delle liste, ha mantenuto lo stesso gruppo, se non qualche uscita come per Cipalle, questa roba qui subito però sostituita da Bonelli, insomma ha mantenuto l'assetto tecnico bene o male sempre in quelle condizioni lì, ha mantenuto un livello di serenità, di gestione del gruppo anche dal punto di vista economico, ed è quello che ha fatto la differenza fino a questo momento, perché le altre catanesi invece hanno effettuato operazioni di mercato perché i giocatori che andavano via perché non si Conosciamo bene questo marasma bene il della marasma. mancanza, diciamo, delle retribuzioni che Ma ha parlami smosso. di questo Atletico, oggi un pareggio Devo dire sì, che in oggi casa però con un grande Real Atletico. Avola No, invece interessante. oggi il risultato è bugiardo perché l'Atletico avrebbe potuto. Abbiamo anche qualche immagine Sì, sulla abbiamo, partita. sì, qualche immagine relativa anche alle condizioni del terreno di gioco, un campo infame che non permetteva probabilmente la disputa di una partita regolare. È vero. E questo campo però inevitabilmente ha giovato più all'Atletico, no? Che è la squadra rispetto all'Avola meno tecnica, e quindi ha poi messo in difficoltà la squadra siracusana dal punto di vista della corsa e della grinta, perché l'Atletico, devo dire, che ce l'ha messo tutto oggi per cercare di vincere la partita, aiutata anche da un'espulsione di Orofino avvenuta alla fine del primo tempo, Sì. quindi ha giocato più di un tempo in Non si può giocare in un campo di superiorità questo numerica genere, in questo però. campo, che poi nel secondo tempo è diventato ancora peggio perché immagino. la pioggia si è intensificata. E ti si devo può dire che giocare. l'Atletico con Crisafulli e Signorelli ha impensierito più di una volta la squadra avversaria, che poi ha praticamente giocato di rimessa. In pratica si è invertita la lettura della partita, no? Che prevedeva l'Avola, la squadra più tecnica, più forte probabilmente, avrebbe dovuto fare la partita e l'Atletico giocare di rimessa. Sì. Invece l'inferiorità numerica e questo campo infame Ha fatto sì che- hanno ribaltato, insomma, le condizioni della gara. Poi al 94esimo una punizione di Sapienza è stata tolta sulla linea da Signorelli, compagno di squadra. Quindi l'Atletico ha avuto l'occasionissima per cercare di Vabbè, vincere. però io penso che il pareggio sia stato comunque Un interessantissimo. ottimo punto. Un Devo ottimo dire che non è punto. proprio questa la partita che l'Atletico deve cercare di È vincere. vero, è Che vero. anche perché ricordiamo che in settimana l'Avola si disputerà la semifinale di Coppa Italia nella gara di ritorno, e quindi una partita importante che gioca a vittoria, è forte del 2-0 dell'andata, e quindi anche oggi la squadra siracusana ha effettuato un po' di turnover, qualche Certo. giocatore Giustamente magari sta puntando dopo un tempo è sulla stato Coppa Italia sostituito. perché quella ti Quindi accede. questa di mercoledì era magari una vetrina importante per la squadra di Avola. Luca Di Gregorio, quando parliamo di Atletico Catania, insomma, un po' il cuore batte, no? Tu sei stato per qualche anno anche un protagonista di questa società, di questa squadra, di un campionato importante qual era quello di eccellenza. Il problema economico è un problema che attanaglia un po' tutte le società, no? Sì, purtroppo sì, guardavo anche le immagini del campo dove No, il mi campo sono lasciamo allenato perdere perché per insomma, il 4 campo di stagioni. Zianisa è veramente ormai in condizioni pietose. Sono stato 4 stagioni in questa società già dai tempi del presidente Proto. E sono state anche, qua c'è Gianluca, le prime sono state anche esaltanti. Cioè il primo campionato di il primo eccellenza, campionato è stato esaltante, Certo, abbiamo sfiorato con la Nissa, ci siamo giocati alla fine i playoff. dove Di Gregorio conseguì il titolo di capocannoniere del girone con 16 gol, mi sembra. 17. 17 gol. Quindi una grande stagione, si giocava al Cibale ancora, Sì, sì, quindi ancora eravamo al le Cibale. due doti tecniche venivano esaltate al Certo, Wonderboy, certo. Beh, adesso insomma, ridursi in questi un campi grande campionato. è un peccato. Anche è un questa peccato. purtroppo è una Ci può anche problematica. stare, dai, Sì, può anche ci stare. può stare, ma il campionato ormai è a metà. Io auguro all'Atletico intanto di risollevarsi a livello societario e tutto, e di salvare l'eccellenza dopo che l'anno scorso con tanti sacrifici, dopo un anno di Certo. promozione, sono riusciti a ritornare nel massimo campionato regionale. E poi a giugno, a luglio di riprogrammare una cosa più È vero. seria, organizzata e tutto. Una battuta veloce con Carmelo, un campionato di eccellenza, abbiamo detto appunto che questo duo di testa, Ragusa e Messina, ormai in linea di massima dovrebbero insomma, decidere le sorti nelle prossime domeniche, magari possibilmente nello scontro diretto. Però in genere comunque le società soffrono, tutte le società soffrono, Leonzio nel bene o nel male continua insomma, a rabattarsi, però con grandissimi problemi. Lenna praticamente è come se avesse già mollato, quindi la dimostrazione Diciamo che che spesso e volentieri sì, le società blasonate, però se non ci sono le stabilità economiche probabilmente i campionati non si possono fare. Diciamo che
partendo dalle parti basse della classifica, le vicende di Enna e Leonzio, lo possiamo dire tranquillamente, hanno falsato il campionato, perché il fatto che già il discorso retrocessione diretta sia già archiviato un po' falsa il campionato, perché molte squadre delle parti basse della classifica si stanno già preparando per i play-out, e questo un po' modifica quello che è l'equilibrio, l'economia dell'intero torneo. Invece, tornando alla vetta, i risultati di oggi riaprono il discorso per il primo Anche posto. se credo che comunque il Messina sia leggermente Messina più preparato. è molto più squadra. Credo che questo campionato si chiuderà il 18 marzo. Che è la data dello scontro diretto, da lì uscirà fuori la vincente del girone. Anche se io, Gianluca, sono sostanzialmente d'accordo con Ettore, il Città di Messina, per quello che ha fatto vedere nel girone d'andata, ha qualcosa in più, ha una rosa molto più ampia, molto più attrezzata, e di questa squadra mi piace una cosa, che ha mantenuto lo spirito del Camaro, cioè molti volevano farne il nuovo Messina, e invece questa squadra ha ancora nel suo DNA lo spirito del quartiere del Camaro e della vecchia squadra, appunto, tanti giovani, tanti ragazzi. L'attenzione di questo campionato, come diceva bene Carmelo, si rivolge ormai soltanto alla parte bassa della classifica. Anche se Enna e Leonzio. E quindi la prossima domenica avete molte gare che potremmo chiamare scontri diretti. Mi piacerebbe citare Cicatena Caltagirone, Enna Atletico Catania. Modica vittoria, un bel derby, il Modica è al quinto risultato utile consecutivo a testimoniare che il cambiamento, diciamo, tecnico ha giovato, e chiudo con Comiso Mister Bianco. A questo punto il Mister Bianco può essere un po'... Potrebbe essere una mina vacante. Sì, una squadra che può dare fastidio a tutti, anche se il Comiso, come diceva Carmelo domenica, ha rischiato di fermare il Messina. È vero. Benissimo, allora noi ci congediamo dei nostri due ospiti, è stato un piacere rivedere Luca Di Gregorio, quest'anno giocatore del campionato di promozione, però non voglio assolutamente promozionare il curriculum di Luca Di Gregorio, perché lo conoscono in tanti, è stato un personaggio del calcio catanese siciliano importante per la sua signorilità, ci tengo a sottolinearlo, e anche per le sue straordinarie doti tecniche calcistiche. Molti allenatori, insomma, ogni qualvolta si parla di Luca Di Gregorio, insomma, gli sorridono gli occhi, perché avere in squadra un personaggio importante come Luca Di Gregorio, a parte come uomo spogliatoio, è stata sempre una cosa molto importante. Grazie Ettore, io ringrazio te per l'invito, e saluto tutti gli sportivi siciliani, catanesi, ecco, in particolare della provincia. E un in bocca al lupo chiaramente anche per la tua squadra. Grazie, crepi il lupo, speriamo di salvarci. Ma io penso di sì. L'anno prossimo vedremo che succede. Benissimo, ringrazio anche Carmelo Puglisi, ospite gratitissimo, nonché, insomma, coordinatore sportivo di Prima TV, la televisione che manderà in onda anche il nostro appuntamento di penalty, e siamo sicuri quindi che ci vedremo molto spesso. Sì, con piacere. Speriamo che questa avventura continui il più a lungo possibile, tutti insieme, perché c'è bisogno di calcio dilettantistico e c'è bisogno di vetrine per il calcio dilettantistico. L'informazione dilettantistica è diventata fondamentale. Dobbiamo continuare con Noi diciamo sempre tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, perché la Serie A, ormai predominante in quasi tutte le televisioni, è diventata insomma troppo importante, e quindi spesso e volentieri il calcio dilettantistico viene abbandonato. Ci sono talmente tante di quelle piazze importanti, talmente tante di quelle squadre da raccontare, di quelle storie da raccontare, che il calcio dilettantistico rimane comunque una grande miniera da scoprire. Perfetto, grazie ai nostri ospiti, ci fermiamo, c'è la pubblicità e tra poco parleremo del campionato di promozione, sempre qui su Sesta Rete, sempre qui su Penalty. A tra poco. Eccoci ritornati in studio, vi ricordo che questo è l'appuntamento di Penalty, la rassegna dedicata ai risultati, alle classifiche, ai commenti del calcio dilettantistico catanese e non solo. Appuntamento che va in onda anche su TRA intorno alle ore 16 del lunedì, così come il lunedì alle 14:30, minuto più minuto meno, in onda anche su Prima TV. Lorena adesso è qui con me perché tra pochissimo ci leggerà i risultati del campionato di promozione, però prima volevo dare il benvenuto ai nostri due ospiti, lo facciamo con tanto piacere. Abbiamo come al solito la presenza del nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera, il commentatore ufficiale del campionato di promozione, sì. E insieme a lui un bomber di razza del campionato di promozione, ovvero Emanuele Garozzo della Fiume Freddese. Ciao. Buonasera e grazie. Com'è andata oggi? Non avete giocato?
Purtroppo no, Tempo brutto. impraticabilità di campo. D'altra parte questo è stato un problema di molti campi catanesi e non solo. Lorena, a questo punto diamo subito lettura del campionato di promozione, parliamo del girone D. Vai. A Paternò, Atletico Gela 0-3 a Tavolino. A Scordia, Città di Rosolini 0-1. Ad Ispica, Virtus Ispica, Leonfortese 0-1. A Scicli, Nicosia 1-2. A Calascibetta, San Sebastiano, Orsa Ragusa rinviata. A Niscemi, Real Niscemi Priolo 2-0. A Nissoria, Agira Santa Croce 1-3 e a Siracusa Enzo Grasso batte Troina per 2-0. Bene, diamo lettura a questo punto della classifica. La Leonfortese continua a rimanere in vetta, però insomma dietro le squadre non si fermano, anzi sono quasi attaccate al treno della promozione. La Leonfortese, anche se attualmente è in vetta, deve stare molto attenta. Prima in classifica Leonfortese 35 punti, segue Scordia 34, Atletico Gela 31 punti, Città di Rosolini 30, Nicosia 28 punti, Enzo Grasso 27 punti, Priolo e Santa Croce 22, Real Niscemi e San Sebastiano 21 punti, Virtus Ispica e Troina 20, Scicli e Orsa Ragusa 16 punti, Agira Nissoria 14, ultima in classifica Paternò esclusa dal campionato. Ricordiamo Scicli, Troina, San Sebastiano ed Orsa Ragusa una partita in meno. E questa è la dimostrazione che la partita persa oggi a Tavolino dal Paternò, insomma, in linea di massima chiude il cerchio. Il Paternò a questo punto viene radiato, escluso dai campionati e insomma diamo addio ad una società storica. Diamo subito invece lettura del tabellino per la prossima settimana. Abbiamo Orsa contro Agira Nissoria, Leonfortese Città di Rosolini, Nicosia Enzo Grasso, Santa Croce contro Scordia, Troina contro Paternò, anche se chiaramente non si giocherà, Atletico Gela Niscemi, Priolo San Sebastiano ed infine Virtus Ispica contro Scicli. Battuta veloce con Alessio per poi passare subito all'altro girone di promozione con il quale insomma avremo modo anche di chiacchierare con il nostro ospite. E il Paternò è finito. Il Paternò è finito un sogno. Sì, infatti, perché oggi è arrivata la quarta rinuncia e quindi il Paternò ha detto addio a tutti i campionati praticamente, perché è stato radiato praticamente è finito, calcio, è sì. finito il nome del Paternò, almeno nel calcio. Almeno per quest'anno, perché poi sappiamo come funzionano queste cose, magari vengono degli imprenditori, acquistano il titolo. Certo. Era successo già lo scorso anno. Era già successo lo infatti. scorso anno. Nulla di nuovo sotto il sole. Una battuta vorrei farla Sulla zona di testa? Sì, sulla Benissimo. Leonfortese che riconquista la vetta. Infatti oggi è andata a vincere ad Ispica in un campo difficilissimo per 1-0 e approfittando della sconfitta interna dello Scordia a sorpresa tra l'altro perché ha perso con il Rosolini in casa, la Leonfortese appunto ha conquistato nuovamente la vetta e quindi si avvia a questa vittoria del campionato. Anche se le altre insomma sono dietro e Sono sperano sempre a sempre nei ridosso, passi sì. falsi. Passiamo subito velocissimamente al girone C e Lorena come al solito ci legge il tabellino dei risultati e naturalmente la relativa classifica. A Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme, Aci Sant'Antonio 4-2. A Belpasso, Garda e Messina 1-0. A Via Grande, Sporting Via Grande, Real Santa Venerina 1-0. A Mili Marina, Pissonina, San Gregorio 1-2. Ad Aci Catena, Aci San Filippo batte Scommettendo 4-2. A Fiume Freddese, Spar rinviata. A Messina, Piero Mancuso, Sporting Battiati 1-1 e a Gravina Villafranca 1-1. L'Aci Sant'Antonio perde una partita ma rimane ancora in vetta in questo girone. Lorena. Prima in classifica Aci Sant'Antonio 35 punti, segue Sporting Via Grande 33, Spar 30 punti, Villafranca Tirrena 29, San Gregorio 28 punti, Belpasso 26. Fiume Freddese 23, Garda e Messina e Aci San Filippo 22 punti, Pissonina e Sporting Battiati 20, Sporting Insieme 19 punti, Gravina 17, Scommettendo 16,
Piero Mancuso 15 punti, ultima in classifica Real Santa Venerina 14 punti. Ricordiamo Fiume Freddese e Spar una partita in meno. Tra l'altro sottolineiamo anche che il Viagrande con questa vittoria si porta quasi a ridosso della vetta e adesso solo a 2 punti dall'Aci Sant'Antonio. Ma diamo lettura del tabellino per quanto riguarda il prossimo turno: Villafranca Belpasso, Spar contro Aci San Filippo, Sporting Battiati Fiume Freddese, San Gregorio contro Garden Sport Messina, Real Santa Venerina Gravina, Pistunina Piero Mancuso, Ambrosiana Sporting Viagrande ed infine chiuderà Scommettendo Sporting in Sport Insieme. Alessio, siamo anche un po' leggermente in ritardo, ti chiedo di essere come al solito velocissimo e non mancheranno a te le capacità. Diamo subito il quadro veloce di questo girone. Allora, oggi il risultato sicuramente più sorprendente è la sconfitta dell'Aci Sant'Antonio, che comunque rimane sempre in testa a 35 punti. Come hai detto tu bene prima, lo Sporting Viagrande rimane a ridosso del primo posto, a 2 lunghezze dalla capolista Aci Sant'Antonio. In coda farei notare che nel giro di 8 punti ci sono 9 squadre che vanno dal Garden Sport Messina, che ha 22 punti, fino al fanalino di coda Real Santa Venerina, che ne ha 14. Vittoria importante tra l'altro in trasferta del San Gregorio, che è andata a vincere contro il Pistunina. Ho sentito il portiere Jacobello, erano molto contenti e determinati a stare ancora nelle zone alte della classifica. Infatti occupano il 5° posto e sono in piena zona playoff. Distaccati di 2 punti da Belpasso, che segue a 26, che tra l'altro ha vinto contro il Garden Sport Messina. Emanuele Garozzo, bomber di razza, perché insomma i gol li hai fatti in qualsiasi categoria dove che hai giocato. Quest'anno e da qualche anno ormai sei nella zona di Fiumefreddo, con la Fiume Freddese in promozione, un campionato che comunque vi vede insomma nella zona tranquilla, sperando magari di ambire a qualche posizione di privilegio. Come sta andando per voi questo campionato? Direi, come ha detto prima lei, abbastanza bene. Siamo comunque ambiziosi, vogliamo i playoff, vorremmo arrivarci. Speravamo che il San Gregorio magari perdesse dei punti col Pistunina per rientrare noi. Diciamo, anche se oggi insomma, dovevate fare una partita importante contro la Spar, che è insomma, famosissima perché è una società organizzata e che per la categoria è importante. Sì, fa sempre diciamo, campionati di alto livello. Ci credevamo, ci eravamo preparati molto bene per questa sfida, purtroppo quindi la società vuole almeno i playoff? Sì, vogliamo ambire a questo, anche perché ci sono tutte le potenzialità per farlo. E questo Aci Sant'Antonio? E Sant'Antonio credo sia, anche dopo la battuta del resto di oggi, sia la squadra che dovrebbe vincere il campionato. La sorpresa, mi sorprende il Viagrande. Sinceramente sorprende un po' tutti. Domenica c'è lo scontro diretto. E domenica c'è lo scontro diretto, quindi insomma volevo salutare l'amico Marcello che ci scrive da Valverde, che ci segue su internet in streaming. Ne volevo approfittare per ricordare agli ascoltatori che oltre sui canali digitali terrestre nella zona ionica, per chi ci prende lì, o sull'analogico, potete seguirci anche su internet, su sestarete.com, va in streaming diretto, quindi come se lo vedesse nella televisione. Se non ci fosse Gianluca, io insomma lui ci vede disperato, perché tu hai tutti questi contatti che sono fondamentali poi in fondo per la trasmissione. E quindi ne volevo approfittare. Hai fatto benissimo. E poi volevo chiedere a Garozzo una cosa che sono qui da un paio. Vai, veloce. Perché Garozzo è uno di quegli attaccanti, insomma, è una categoria di promozione. È un attaccante da 20 gol fissi. Ecco, va sempre in doppia cifra e ha avuto sempre negli anni richieste per andare via da Fiumefreddo. Invece pare che tu sia legato in maniera diciamo quasi viscerale a questa società. C'è un motivo reale oppure perché magari ti trovi bene e basta, non ti va di metterti in gioco in nuove scommesse? Perché non ti nascondo che lo ha cercato anche l'Atletico per cambiare lo sappiamo, ma non soltanto l'Atletico, molte altre squadre di eccellenza lo cercano. Bella questa domanda, sì, abbastanza. Ma rispondo con molta serenità. Fiumefreddo è la mia seconda casa. Io ho trovato un ambiente eccezionale, mi hanno contattato dicendomi di avere un progetto. Io come nella vita sono una persona molto seria, ho diciamo, sposato in tutto e per tutto quello che loro mi hanno chiesto, una promozione diretta dalla prima ovviamente alla promozione ed è accaduta, e poi un campionato sereno di promozione l'anno successivo. Quest'anno abbiamo avuto anche l'onore di avere in squadra Maurizio Anastasi, l'ex giocatore del Catania, e rinnovare di nuovo il progetto per arrivare ai playoff.
e quindi non posso lasciarli. È bella questa cosa che dici, io la sposo appieno. Tu rimani con noi perché tra poco parleremo del campionato di prima categoria, insomma lo hai vissuto sin qualche anno fa. Nel frattempo invece salutiamo il nostro Alessio che come al solito puntuale ritornerà la settimana prossima per parlarci del nuovo, della nuova giornata del campionato. Con questo Ambrosiana Sant'Antonio Via Grande, insomma, sarà un big match, scoppiettante. È vero, è vero. Bene, noi a questo punto ci fermiamo perché è arrivato il momento di vederci Sport Story, uno Sport Story assolutamente inedito, un po' large come durata, ma vi racconteremo in ben 11 minuti e 30 tutti i mondiali del 1982, perché proprio quest'anno si festeggia il trentennale della vittoria dei ragazzi di Berzot a Madrid. Guardiamoci insieme Sport Story, questa settimana è Spagna 1982. L'esordio al mondiale vede impegnata la nazionale contro la Polonia. È l'avversario più qualificato del girone e ha nel neo-juventino Zibi Boniek l'uomo di maggior valore. Le formazioni sono quelle annunciate. E Rossi in posizione di ala destra. Lo ferma Janas e poi però mette in faro laterale. Pessima partita nel secondo tempo. L'azione lì era, mi sembra un corner. Non batte Antonioni. C'è stata una respinta di un giocatore loro. Collovati di testa. Stoppata di petto e calciato, preso la traversa. Traversa di Tardelli. Ha tirato Collovati di testa e sulla linea ha respinto Lato. Poi un tiro di Tardelli sulla traversa. Tardelli. Mentre si fermano i polacchi e la partita finisce così, 0-0. Bellissimo primo tempo, squallida ripresa. Cabrini, Antonioni, Conti, gol, bellissimo gol di Conti, è il primo gol del campionato del mondo per gli italiani. Conti, Diaz. Pareggio del Perù. Il tiro è di Diaz ma c'è una deviazione. Vediamo, ecco il tiro di Diaz e la deviazione è di Collovati. Autogol di Collovati. Adesso gli azzurri che fino a 7 minuti dalla fine avevano percorso buona parte della strada verso Barcellona, con 2 pareggi debbono gettare tutte le loro speranze e tutte le loro possibilità nella partita contro il Camerun. La situazione del girone, con 4 squadre a pari punti, è tale che per effetto della differenza reti l'Italia può permettersi anche di pareggiare per accedere al turno successivo. Rossi. Cross di Rossi, colpo di testa di Graziani e gol! Graziani è scivolato in cono. Graziani porta in vantaggio gli azzurri. Immediatamente il pareggio. Gentile, ecco il fischio finale. È 1-1 fra Italia e Camerun. L'Italia passa al secondo turno senza gloria. Lo spauracchio è Diego Armando Maradona al suo primo mondiale. Il predestinato alla marcatura sembrerebbe Marco Tardelli. Bearzot opta invece per Gentile. C'era un'azione a centrocampo, ho visto un buco dove buttarmi dentro. Tardelli. È arrivata la palla Antonioni, gli ho fatto una sovrapposizione. Ancora Tardelli, tiro. Me l'ha data al tempo giusto e ho tirato. Tardelli segna. Sono sensazioni enormi che è difficile poter raccontare, le devi vivere, insomma. Cabrini, gol, raddoppio
raddoppio di Cabrini. Noi eravamo una squadra di una rapidità, di una pericolosità pazzesca, e era la nostra forza. Eravamo forti a fare questo gioco e quindi l'abbiamo sfruttato fino alla fine. Una punizione Passarella, ecco il tiro ed è gol. Passarella accorcia le distanze ed ecco il fischio finale. L'Italia ha ripetuto il successo di 4 anni fa e ha superato l'Argentina nel primo incontro del secondo turno ai campionati del mondo di Spagna. L'ora è quella delle corride, le 5 del pomeriggio. Italia e Brasile si giocano il loro mondiale in 90 minuti. Gli azzurri sono nella loro formazione tipo. Ecco la formazione italiana. Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Costi, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Rossi, gol! Rossi! L'Italia in vantaggio, Rossi! Fecero uno scambio, arrivò Socrate un po' in diagonale, non a moltissimi metri da me, tirò un tiro sul primo palo. E pareggio! Pareggio di Socrate. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Zoff per noi era il nostro equilibratore, una persona che ci dava veramente una tranquillità, una serenità in campo. Nel secondo tempo ero convinto che non mi potessero far gol il Brasile. Falcao fece una grande cosa. Falcao. Dribblò il mio compagno, poi fece una finta, Scirea si presentò lì e tirò un tiro di sinistro dal limite. Falcao. Io ero convinto di prenderla, se non che fu un'impercettibile deviazione di Bergomi con la coscia. Infatti mi ritrovai così con la palla che passò qua. Prendere il gol da Falcao di sinistro, in quel secondo tempo lì non era possibile. Calcio d'angolo, è finita, l'Italia è semifinalista. La gioia è inarrestabile. L'Italia ha vinto, con merito. Ha battuto i fortissimi brasiliani. Il sogno continua. Azzurri, oggi c'è la Polonia. Non fermatevi. Oggi Italia e Polonia, che entrano in campo, si ritrovano di fronte, imbattute, in questa gara impietosa che dovrà promuovere la prima finalista del 1982. Gol! C'è stata una deviazione di Rossi sul calcio di punizione di Antonioni. Rossi. Pablito ha colpito con una doppietta e ancora lui, l'ombre del partito, e l'Italia vola dritta in finale. Telespettatori italiani, buonasera. È con grande emozione che prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982. Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. Cabrini è fuori. Uno sbagliato e basta. Fallo di Rummenigge, Oriali, battuta la munizione, cross di Gentile. Ci buttiamo sulla palla sia io che Rossi. Sono partito 2 decimi prima pensando e sperando che la palla arrivasse in quel determinato momento. Spingendo Cabrini da una parte. Mi diede una spinta perché probabilmente si sentiva più sicuro in quel momento di colpire la palla.
l'attacco di Scirea. Conti. È stata un'azione di contropiede. Subentra Rossi. Scirea e Bergomi si sono ritrovati nella porta avversaria. Scirea. Due difensori che si scambiano il pallone nell'area avversaria, senza schemi e senza regole. Bergomi. Scirea. La lucida follia di Scirea e Bergomi, emozione nell'emozione. Poi l'azione è finita con un passaggio indietro a Tardelli. Tardelli. Facendo uno stop perfetto perché l'ho portata via d'esterno sinistro, infatti sono dovuto calciare in scivolata. Gol! Tardelli, raddoppio, Tardelli. Ho sentito proprio bella la palla, calciata bene e lui era rimasto proprio scioccato. Sono impazzito perché poi quello che ho fatto dava un po' segni di pazzia. Uno splendido gol di Tardelli. E sono tre, Altobelli. Gentile, è finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Ed ecco che Juan Carlos, re di Spagna, consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. Lo sapete già tutti, la nostra nazionale di calcio ha conquistato il titolo mondiale. La penisola intera è già attraversata da cortei di persone che festeggiano in una serata inebriante questa vittoria. Noi che alla fine vinciamo. Noi che all'inizio dove eravamo? Noi che si fa il silenzio stampa. Noi che comunque si va avanti. Noi che facciamo arrabbiare Maradona. Noi che facciamo piangere il Brasile. Noi che Cabrini può anche sbagliare il rigore. Noi che non ci prendono più. Noi che siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Occasione indimenticabile quella di quest'anno, un'occasione che ci fa venire in mente bellissimi ricordi. In occasione del trentennale, oggi Penalty vi ha proposto praticamente la storia dei campionati mondiali del 1982. Giada non era assolutamente nata, ci mancherebbe, ed è stato veramente con piacere che abbiamo riproposto le emozioni di un mondiale indimenticabile. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio per parlare del campionato di prima categoria e anche quello di seconda categoria. Ci vediamo dopo. Di nuovo in studio dopo la pubblicità per l'ultima parte dedicata al campionato di prima e di seconda categoria. Diamo sempre il nostro saluto al nostro ospite Emanuele Garozzo, che è rimasto per chiacchierare anche del campionato di prima categoria, ma soprattutto un saluto va al nostro Luca Aloisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca. Allora, Giada, velocissima perché siamo terribilmente in ritardo. Oggi la versione Lange, o meglio la versione Large di Sport Story, insomma, ci ha messo un po' in difficoltà nella scaletta, però siamo sicuri che recupereremo in tempo. Parliamo del campionato di prima categoria, che girone? Girone E. Preparatissima. Classifica e naturalmente anche e soprattutto i risultati della giornata. A Taormina, Sporting Taormina, città di Maletto, 2-2.
Ad Adrano, Cometa Biancavilla batte Aci Sant'Antonio 0-1. Atletico Pedara Giardini Naxos 2-1. A Gaggi, Desport Gaggi batte Lineri Mister Bianco 3-1. A Giare, Inessa Randazzo 2-0. Ciclope Bronte Real Belfassese 2-2. A Furci Siculo, Furci Santa Teresa 0-1. La Belfassese a questo punto rimane in vetta con 30 punti, ma come al solito tutte le altre squadre sono pronte ad approfittarne se per caso qualche cosa non va per il verso giusto. Classifica. In vetta Real Belfassese con 30 punti, ma la segue Santa Teresa con 29, Cometa Biancavilla 26, Randazzo 25, Ciclope Bronte 24, Furci 23, Desport Gaggi 22, Città di Maletto 21, Atletico Pedara Aci Sant'Antonio 20, Sporting Taormina 18, Inessa 13, Lineri Mister Bianco 12 e ultima Giardini Naxos con 5 punti. Luca, Real Belfassese in vetta, però il Santa Teresa è pronta lì per cercare di agguantare di nuovo la vetta. Sì, il Santa Teresa è l'unica squadra che è riuscita ad approfittare del pareggio della Real Belfassese a Bronte fermata sul 2-2. Infatti il Santa Teresa ha fatto suo il derby sul campo del Furci e si è portata a un solo punto dalla vetta. Non hanno invece approfittato di questo mezzo stop della Real Belfassese sia la Cometa Biancavilla caduta a sorpresa in casa contro la Daccaci Sant'Antonio, sia il Randazzo sconfitta a Giare dall'Inessa. Benissimo, sei stato bravissimo, velocissimo. A questo punto di nuovo la nostra Giada per presentare l'altro girone del campionato di prima categoria. Che girone? Girone F. Perfetto, risultati e chiaramente anche la classifica. A Catania, Condor Città di Augusta 1-4. A Catena Nuova, Sporting Catena Nuova batte Castel di Judica 2-1. Sporting Barriera Città di Mascalucia 5-3. A Militello, Atletico Militello Massiminiana 1-2. Valverde Mineo 1-1. A Siracusa, Sporting Priolo Real Paternò 0-2. A Mascalucia, San Giorgio San Pio X 1-4. Ecco, sottolineiamo il fatto che non è stato scritto sul tabellino della schermata il risultato perché la partita si è svolta abbondantemente in serata, quindi non ci sono stati tempi proprio tecnici per la scrittura. La classifica. In vetta San Pio X con 36 punti, Città di Augusta 31, Sporting Priolo e Massiminiana 27, Città di Mascalucia 25, Valverde e Sporting Barriera 24, Real Paternò 23, San Giorgio 17, Sporting Catena Nuova 16, Atletico Militello 15, Castel di Judica 14, Mineo 11 e chiude Condor 3. La Sampia ancora in vetta, il Real Paternò continua la sua marcia di avvicinamento nella zona dei playoff. Luca. Sì, la Sampio ha vinto 4-1 sul campo del San Giorgio e continua la sua marcia in testa alla classifica, ma non molla il Città di Augusta, anche essa vittoriosa per 4-1 in trasferta. Rimangono 5 punti di distacco tra le due squadre. Molla probabilmente definitivamente per la lotta al primo posto lo Sporting Priolo, battuto in casa da un Real Paternò alla 7ª vittoria consecutiva. E sono numeri, quando si vincono 7 lo volte... dicevo io, lo dico da qualche settimana. Gianluca lo diceva. Attenzione al Paternò. Senti, io invece volevo nel frattempo cogliere l'occasione per salutarlo, il nostro bomber Garozzo. Questo campionato di prima categoria ogni anno presenta comunque sempre delle grosse novità. Le società, se non sono attrezzate, chiaramente insomma poi vivacchiano, ma quelle attrezzate indubbiamente poi fanno campionati di vertice. Nel caso della Fiume Freddese lo ha dimostrato appunto qualche anno fa. Ma oggi come oggi, fra la promozione e la prima categoria, tu che le hai fatte entrambi nel giro di qualche anno, che differenza sostanziale c'è? Io credo i ragazzi, perché in queste società, in queste categorie fanno la differenza. Se hai dei qualche giocatore di juniori, categoria serve? Anche, sì, 2 o 3 giocatori è giusto sempre averli, dai un po' di esperienza, però secondo me credo che i juniores siano fondamentali, sì. Ormai questi campionati sono, diciamo, le vetrine per i ragazzi e per poi mandarli, diciamo, in qualche società superiore di eccellenza. Certo. Per chiudere, l'ultima battuta, ma la vostra squadra è una squadra composta da giovani, da ragazzi di media età e soprattutto da qualche anziano?
Sì, sostanzialmente. E poi per anziani intendiamo un trentenne, voglio dire. Sostanzialmente da ragazzi la Fiumefreddese è proprio una sua filosofia. Benissimo. Addirittura già dalla scuola calcio, cioè Buona questa cosa. dai primi calci, è una delle società diciamo nella zona che è rimasta con questa filosofia. Perfetto. Dalla scuola calcio alla prima squadra che sarebbe. Ed è sicuramente quella in promozione. l'ingrediente giusto per raccogliere poi dopo a lungo andare i successi. Ringraziamo il nostro bomber Grazie a Garozzo, voi. un in bocca al lupo per il proseguo del campionato, un ringrazio veloce anche per il nostro Luca Loisi, e ci vediamo comunque la settimana prossima per il campionato di prima categoria. Ci fermiamo, l'ultimo break pubblicitario, e poi chiuderemo con il campionato di seconda categoria. A tra poco, dopo la pubblicità. A penalty adesso si parla del campionato di seconda categoria. Diamo il benvenuto all'opinionista ufficiale della seconda categoria, Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ettore, buonasera a tutti. Buonasera a te. A questo punto diamo subito lettura del campionato di seconda categoria con i relativi gironi. Parliamo del girone. Girone G. Risultati e classifica. A te Giada. AC Bonaccorsi Canalicchio è stata rinviata per impraticabilità di campo, mentre ad Acireale Libertas Aci Milo 1-4, Pisano Cosentini Real Aci 1-6, ad Adrano Real Adrano Val Guarnerese 1-0, Real Pianotavola Real Centuripe 1-1, a Tre Mestieri Belpassese 6-0. Il Milo continua a essere leader incontrastato di questa classifica, in testa pensato poco con 35 punti. Vai Sì. Giada. Segue poi Real Aci con 22 e Belpassese con 22, Aci Bonaccorsi 21, Val Guarnerese 21, Canalicchio 20, Pianotavola 18, Real Adrano 17, Real Centuripe 16, Pisano Cosentino 14, Tre Mestieri 10 e chiude Libertas Aci 4. C'è da dire che Aci Bonaccorsi e Canalicchio hanno una partita in meno. Benissimo, 30 secondi Dario, veloce per raccontarci questo Velocemente, è girone. una giornata in cui si è segnato tantissimo, 46 gol nei due gironi, il Milo ormai è incommentabile, ennesima vittoria, solo 2 pareggi hanno lasciato i ragazzi di Caniglia, ma il risultato del giorno è sicuramente la vittoria sonora del Tre Mestieri, penultimo in classifica sulla Belpassese per 6-0, un risultato che apparentemente non ha nessuna spiegazione oltre Però una giornata ritorna a storica. dare insomma fiducia all'ambiente di Tre Mestieri per salvare ma la categoria. riapre anche la corsa per le ultime posizioni. Perfetto. Bene, a questo punto l'altro girone, il girone Girone H, velocissimo del campionato di seconda categoria. A Catania, Aquila Monteserra Sortino 1-2, a Francofonte, Atletico Francofonte Liotru 2-2, Librino Junior Ramacca 0-0, ad Augusta, Megara Augusta Picanello 2-3, a Raddusa d'Agata 4-4, a Vizzini Carlentini 1-4. In testa a questo punto c'è la conferma da parte del Carlentini con 34 punti. Classifica. Carlentini appunto in testa con 34 punti, segue Atletico Francofonte 28, Picanello e Megara Augusta 25, Sortino 22, Liotru 20, D'Agata 16, Junior Ramacca 15, Vizzini 14, Librino 10, Aquila Monteserra 7 e Raddusa 5. Raddusa però ha un punto di penalizzazione. Anziché 30 secondi te ne do 35 per parlare di questo girone. Benissimo. Penso che mi basteranno, io partirei dalla penalizzazione del Raddusa, ho avuto modo di parlare con la dirigenza, il tutto è dovuto alla partita contro il Picanello con un ambiente che, mi è stato detto, si è surriscaldato e quindi il Raddusa ha ritirato la squadra, però per il Raddusa il ricorso non è andato bene perché sono arrivati oltre il punto di penalizzazione la sconfitta, anche 300 euro di multa che in queste categorie sono soldi, come si dice. In testa invece la situazione è diversa, il Carlentini è una macchina da guerra che sta andando praticamente per i fatti suoi, campionato a parte, grande rammarico per il Megara per aver perso in casa con il Picanello un incontro e veramente si è risolto negli ultimi 2 minuti, al 90esimo pareggio del Megara, al 92esimo vantaggio definitivo del Picanello. Abbiamo portato fortuna comunque evidentemente al Picanello perché la scorsa settimana c'era l'allenatore che tra l'altro vuole tornare visto i risultati. Visti i risultati. Grazie Dario, come al solito velocissimo nel raccontarci il campionato di seconda categoria. Per chiudere a questo punto velocissimamente Gianluca Barbagallo per il quadro completo.
Questa settimana potete continuare a parlare con noi attraverso la nostra mail, che è penaltysesterete@libero.it. È arrivata qualche mail? O attraverso, ne sono arrivate svariate. Sì. C'è Giovanni Fighiera che ci segue, pensa un po' da Milano, grazie appunto alla potenza di sestarete.com, che vi permette di vedere in streaming in diretta la trasmissione, anche se non la recepite nel vostro televisore. Quindi sestarete.com, oppure Programma Penalty su Facebook, questa pagina ufficiale del nostro programma, che anche quella vi dà la possibilità di parlare con noi. Benissimo, grazie Gianluca. Allora appuntamento Grazie alla a te. prossima settimana anche con te. Seguirai chiaramente l'Atletico? Sì, seguirò la partita dell'Atletico ad Enna e dovremmo proporre Pelé la prossima settimana. La prossima settimana è la volta di Pelé per quanto riguarda i campioni di penalty, ma vi anticipiamo pure che una nuova rubrica verrà inserita all'interno di penalty. Ci saranno anche le nostre penaltine attive al massimo. Questa rubrica si chiama Penalty Focus, con la collaborazione anche del nostro Dario Giuffrida. Noi ci fermiamo qui, ci congediamo da voi. Vogliamo ricordare che l'appuntamento di penalty, oltre ad andare in onda su Sestarete, va in onda anche su TRA per quanto riguarda i paesi accesi e la zona pedemontana, e anche su Prima TV per quanto riguarda invece la zona del Gerrese e buona parte della costa ionica. A tutti il buon proseguo qui su Sestarete, e appuntamento con penalty naturalmente fra 7 giorni. Arrivederci a tutti.